Oggi è il giorno di San Leone. Il nome Leone viene dal latino leo, il cui significato è legato al felino, simbolo di fierezza, coraggio e nobiltà. Il 10 novembre di ogni anno ricorre la Giornata internazionale della scienza per la pace e per lo sviluppo. L'istituzione della giornata è avvenuta a Budapest nel 1999 durante la Conferenza mondiale sulla scienza ed ogni anno numerosi progetti, programmi concreti e misure di sostegno finanziario vengono promosse in tutto il mondo. La scienza ha un ruolo fondamentale nella società e nella vita quotidiana di ognuno di noi ed è necessario coinvolgere ed informare i cittadini sugli sviluppi scientifici per comprendere al meglio il pianeta che chiamiamo casa. Al primo corso, quello di Economia e Commercio, si iscrissero 80 studenti. Era il 10 novembre del 1902, quando l'imprenditore e politico Ferdinando Bocconi fondò a Milano l'università che intitolò alla memoria del figlio Luigi, caduto durante la guerra di Abissinia. Oggi è annoverata tra le più prestigiose business school. Ma vi siete mai chiesti come dormono gli astronauti nelle navicelle spaziali? Avrete sicuramente visto dei video riguardo la vita degli esploratori lunari che utilizzano l'acqua proveniente da delle sacche, la avvicinano a dei panni e riescono così a lavarsi il viso. Per quanto riguarda il sonno, senza gravità manca la sensazione di essere distesi. Per questo motivo, infatti, gli astronauti si allacciano a sacche a pelo e spesso fissano anche le braccia. Buon inizio settimana ai 12. La settimana non potrebbe iniziare meglio con questa splendida luna potentissima in Cancro che si congiunge a Giove e si espande a dismisura. Trigoni con Saturno e Nettuno in Pesci, anche col Sole in Scorpione, fortissimi segni d'acqua. Vediamo gli altri. Ariete, per voi è una quadratura un po' pungente questa luna e questo Giove che vi spingono a puntare più in alto e ad avere degli obiettivi lavorativi molto più complessi e strutturati. Toro, ottimo cielo per voi. Avete tutto il sostegno dei pianeti, nonostante il Sole sia in opposizione, troverete che le vostre scelte, le vostre azioni lavorative sono assolutamente in evoluzione. Intanto state imparando a guardarvi in una maniera diversa dal solito. Gemelli, per voi il cielo è foriero di tante nuove occupazioni. Si entra nel vivo di tante attività nuove, si conoscono persone nuove, si ha a che fare con una nuova plancia di comando che sembra realizzare le vostre ambizioni, i vostri sogni. In bocca al lupo. Cancro, oggi protagonisti dello zodiaco con la vostra dea, la luna nei vostri gradi, congiunta al fortunato e fortunoso Giove. Solo l'opposizione di Plutone vi fa pensare che è il caso di impiegare tutta questa grazia planetaria a muovere un po' delle pedine sulla vostra scacchiera che vi porterebbero a essere un pochino più felici. Leone, per voi il cielo è un cielo molto complesso. Giove e Luna sembrano volervi sussurrare all'orecchio alcuni suggerimenti, alcune visioni delle cose che per adesso non cogliete. Venere è un po' antipatica dalla sua quadratura, il Sole vi sta facendo stancare, mentre invece Marte e Mercurio e in Sagittario portano un po' di allegria e di ironia nell'agire lavorativo. Intanto grande passione. Vergine, per voi ecco ci potrebbe essere un pochino di tensione, proprio perché seppure Luna e Giove vi aiutano molto e vi fanno iniziare ambiziosamente questo lunedì, probabilmente in amore non vi sentite capiti come veramente vorreste, o comunque non c'è tempo e non c'è spazio per un po' di intimità che invece vorreste conservare. Mercurio, il vostro Mercurio è facilmente citabile, in quadratura al vostro cielo e congiunta al Marte. Stranamente anche voi ogni tanto vi irritate.
Bilancia, per voi il Venere è nella vostra seconda casa, nel segno successivo, quindi nella vostra visione delle cose, progetti con i partner belli, bellissimi, forti, grandi, ma anche la necessità e la sensazione che è oramai inevitabile trasformarsi e prendere coscienza di alcune nuove realtà. Scorpione, Bilancia perde Venere, ma la guadagnate voi. Venere nei vostri gradi e sta impazzando. In quadratura con Plutone, per cui alle prese con qualche passione che ancora non gestisce bene, che ancora non vuole comunque concretare, una vera un po' complessa e capricciosa. Il Sole però gode di ottimi benefici e oggi il trigono con Luna e Giove vi porta una bellissima sorpresa in termini professionali, economici e lavorativi. Sagittario, Marte e Mercurio si agitano un po' il vostro cielo, soprattutto Marte che si scontra con Urano. Ecco, questa è un'opposizione un pochino delicata da trattare, perché sono i due pianeti che scatenano quei piccoli incidenti fastidiosi che a volte sono un po' un fastidio, per cui cercate di essere cauti e di non essere quella parte del vostro segno zodiacale che vi fa essere istintivi e temerari. Oggi un po' di calma. Capricorno, per voi il cielo è un cielo riscaldato da Venere e molto ben indirizzato da Saturno e Nettuno. Giove e Luna in opposizione? Vediamo di trasformare questo lunedì, da che parte in una maniera un po' complessa e complicata, in degli accordi molto vantaggiosi e in dei vantaggi per voi molto utili. Acquario, la vostra giornata oggi sembra promettere bene in questo lunedì in cui la Luna e Giove vi fanno fare sogni distanti, ma che pungolati in opposizione da Plutone che risiede nei vostri gradi devono atterrare nella realtà perché siano trasformativi, quindi un incalzare di agenda piena di appuntamenti e di procedure da svolgere prima di poter fare avverare le vostre idee, quindi siate metodici. Intanto Venere fastidiosamente vi fa sentire un pochino non capiti in amore. Pesci, tra i segni più fortunati di questa giornata di oggi, proprio perché nei vostri gradi zodiacali, risiedendo questi ospiti retrogradi come Saturno e Nettuno, arrivano dei trigoni bellissimi da Luna e da Giove, ma anche a sorpresa da un pianeta per voi un po' ostile, Marte, ed è proprio questo che fa aumentare di gran lunga la passione. Per tutto il resto oggi c'è una piena espressione lavorativa che vi farà felici. Il dottor Livingstone, suppongo. Una frase passata alla storia, pronunciata il 10 novembre del 1871 dal giornalista e scrittore gallese Henry Morton Stanley, partito per ritrovare il grande esploratore David Livingstone, scomparso in Africa. Dopo 2 anni di ricerche ci riuscì nei pressi del lago Tanganyika, esclamando le famose parole. Avete sicuramente tutti in mente le chiusure lampo, quelle che in un secondo ti permettono di chiudere qualcosa con un solo gesto. In inglese si utilizza il modo di dire zip your lip per indicare a qualcuno in maniera molto immediata di chiudere la bocca zippando le labbra. Che contrasto tra il bel viso con gli occhi celesti e il suo animo ribelle. Il francese Arthur Rimbaud, poeta maledetto per eccellenza, visse per soli 37 anni, attaccando lo Stato, sbeffeggiando la religione, sconfessando i canoni della poesia. A 16 anni scoprì autori immorali come Baudelaire e Verlaine, con il quale ebbe una sofferta storia d'amore. Un tumore alla gamba gli provocò prima l'amputazione e poi la morte precoce. Ci salutiamo con la frase del giorno. Tutto si riduce all'ultima persona a cui pensi la notte, è lì che si trova il cuore. E anche la puntata di oggi termina qui. Buona giornata dalla vostra Martina.